Scusatemi. Allora, voi siete? Siamo Marco e Pippo. E tu sei Marco o Pippo? Io sono Gaetano. Stai pigliando per culo? No, siamo Marco e Pippo, l'unico duo che ha un trio. Siamo qui per il format TV, sa l'idea? Ah, eccomi qua, Franco e Pippo, sì, li conosco benissimo. Beh, che c'è? Non ha mai visto una donna che sta pensando? Domenica pomeriggio, studio pieno di ospiti, tutti gli stadi d'Italia collegati contemporaneamente. Quelli che è il calcio. Mia figlia Ariadna. Ciao. Ciao! Bello, quelli che è il calcio, bel titolo. Già c'è quelli che è il calcio. Allora non vi preoccupate. Vi darò una stanza con tutto lo corrente e voi mi troverete l'idea televisiva più bella del mondo. Adesso però parliamo di cose economiche. No, ma non serve. Serve. Vi pagherò con la moneta del secolo. Eccola qua. Brigata europea, Ma succhio! Con chi è che ha appuntamento? Gliel'ho detto, signorina, col produttore. Sì, ma a che ora ha appuntamento? Adesso. Ma allora è in ritardo, mi scusi? Ma signorina, io sono qui. Scusi. Ma che fa? Non risponde? Eh no, lei è già qui. Oh! Pine, non puoi stare qua, sto lavorando io. Beh, che di tutti vieni a prendermi a lavoro. Sì, ma stacco fra 8 ore. Vabbè, se fermo compagnia intanto. Ascolta qua che forte un gioco, Duilio. Chi butteresti da una rupe? Mia suocera. Aspetta un momento che finisco la domanda. Chi butteresti da una rupe? Mia suocera. Mi lasciate finire la domanda, per piacere. Chi butteresti da una rupe tra il tuo senso di colpa, la tua arroganza, la tua insensibilità? Non te hai da rispondere, me suocera. Chi butteresti? Tua mamma. Allora, i sacchi di sabbia me li lasci sempre in mezzo al passaggio. Oh, il camion ti me lo parcheggi sempre che non so dove mettere scooter. E soprattutto sul muletto che sei tutta una strisciata su una fiancata. E Coco, devi prenderti le tue responsabilità, perché sei tanti anni che ti dico sempre le stesse robe. D'accordo? Non posso farti sempre da balia, ok? Scusa, parlo. Questa è la vostra stanza creativa. Avete tutto, Pennarelli, matite, penne, tutto, Mi raccomando, ragazzi, sentitevi liberi. Voglio un'idea geniale. Perché voi ce l'avete l'idea geniale, no? Sì. E adesso? Tranquilli, ci pensa nostro zio. Zio Webb, dacci un segno. Sì, un segno te darò sulla testa. Ma quale idea geniale! Tacca a lavorare, metti! Cari cittadini, ormai le mie conferenze stampa stanno riscuotendo tantissimo successo. Abbiamo fatto il palinsesto, fermo anche il palinsettimo, ma con l'aggiunta di un incredibile supporto. Abbiamo ingaggiato il nostro mimo, Piero. Saluto! Molto bene, occorre scommissiare subito sgocciolando alcuni importanti dati. 9 sono le ragazze disoccupate che abbiamo assunto nel nostro comune per tagliare l'erba in giro. Bravissime tose che abbiamo coinvolto nel progetto Tosa Erba. Sono 36 le puntine da disegno che abbiamo messo sulla carrega del sindaco ieri sera in giunta e se gacciapana spunciata. Poi se le è un attimo scorlate basso, ma questa mattina l'inserviente delle pulizie ne ha rinvenute solamente 34. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza a unirsi a noi nelle ricerche. Dolci nel fungo, 532 sono le mail di protesta che ci sono giunte alla nostra casella reclami. Siamo mossi immediatamente. In primis abbiamo chiuso la casella reclami e in secondis abbiamo dato una risposta personalizzata a tutti i cittadini. Grazie per averci seguito, alla prossima conferenza. Ciao persone!